Sta riscuotendo consensi la mostra di installazioni dal titolo Extra di Alfonso Siracusa, inaugurata sabato scorso a Siculiana nel Museo Mete. Tema centrale l'immigrazione. Appunto per questo motivo l'artista coinvolge nella sua installazione degli extracomunitari del centro di prima accoglienza di Siculiana, facendoli diventare una porta verso il futuro e simbolo della speranza per un mondo migliore. Un messaggio umanitario per tutti coloro che sono approdati o che approderanno sulle nostre coste, per segnalare la valenza epocale del fenomeno dell'immigrazione e dare, attraverso l'arte contemporanea, un segno di solidarietà. Siracusa nelle sue installazioni inserisce anche degli oggetti acquistati nei mercatini rionali, nei supermercati, assegnando loro una funzione specifica all'interno delle opere, assemblando diversi linguaggi presenti nell'arte contemporanea. Tutto ciò viene condito con ironia ed ilarità, in un contesto contemporaneo realizzato con caratteristiche prettamente ludiche. All'artista interessa interagire e provocare visitatori, tali da farli diventare una componente fondamentale nella sua arte. L'installazione Extra continua in una stanza dove alcuni secchi di zinco di dimensioni varie sono paracadutati e scendono attraverso dei fili trasparenti, all'interno dei quali vi è dell'acqua portata direttamente dalle spiagge. Su tutto il pavimento è cosparsa della sabbia, teatro delle mani tragedie. La mostra sarà visitabile fino al 10 settembre prossimo.